Buongiorno, sono venuta qua col mio Rocco un attimo. Posso posarlo, signora? Prego, Lo metto prego. Va Rocco, va. Allora che porto sto anello intanto. Però che racconta la storia, perché non può Certo, essere una roba così, perché la pensi, era sta famiglia Agnelli e il can. E mi ho conosciuto sto signore. E gli chiedo come che si chiama, come che non si chiama, lui mi dice Alene il can. Ah, mi ho detto anche mia Alene il can, non cagare in casa, insomma, il minimo. Che un mese prima che mi sposo, no, se è successo quel che è successo così qua. E dopo 9 mesi, se non è nato mio figlio Walter, che potesse essere anche che sia figlio di sto qua, potesse essere che Walter sia il vero il can de Trieste, tra gli altri. Quasi le anelle, guardi, faccio fatica, guardi, a disfarmene perché è una roba, perché questo che conta talmente tanto nella mia vita, questa roba che avrà un valore già inestimato dal punto di vista sentimentale, ma sicuramente anche inestimato da altri punti di vista. Ma una persona che non le dico, ma umile, corretta, meravigliosa, con un cuore nobile che neanche parsi fa, che dico, una roba proprio l'amor, quando che l'amor è puro. Che roba stupenda, che fantastico essere umano, ma proprio tutta una roba che io non ho mai visto una persona di questa onestà così profonda. La mi scusi, ma l'anello è di ferro. Brutta merda, schifosa, te amo!